Noi abbiamo messo a punto un primo set di indicatori, cercando un po' anche di guardare quello che stanno facendo all'estero, soprattutto in Svizzera, in Francia, ma anche in Italia. Abbiamo messo a punto 24 indicatori che adesso sono in fase di elaborazione, di studio, e sono indicatori diversi che vanno dalla ricchezza floristica alla presenza di microhabitat, alla presenza di buchi dei picchi, alla presenza di specie vegetali o animali rare o minacciate, ad altri indicatori, al fatto che un'area sia all'interno o meno di una zona protetta, che sia un habitat di interesse comunitario. Diciamo, sono diversi indicatori. Noi stiamo lavorando in Cansiglio, in 2 aree del Cansiglio, 2 aree dove ci sono boschi di abete bianco, che sono chiamati abieteti, e poi effettueremo rilievi analoghi nella foresta di Ampezzo in Friuli Venezia Giulia. Sono boschi che innanzitutto hanno la presenza dell'abete bianco, che è una specie non comunissima, diciamo, nelle foreste del Veneto, che dà luogo a formazioni forestali molto evolute, delle fustaie molto interessanti dal punto di vista naturalistico, molto ricche di biodiversità, molto strutturate nei vari strati vegetazionali, e quindi foreste molto importanti.